Il Colle di San Gerlando, su cui poggia la cattedrale di Agrigento, è a rischio. Cresce la paura, timore che il rischio di stacchi o frane possa diventare imminente. Terrore puro che abitazioni e attività commerciali vengano sgomberati. Sono a rischio evacuazione, infatti, secondo il censimento del comune, le abitazioni di 34 famiglie per complessivi 80 agrigentini e ben 21 attività commerciali, e c'è naturalmente la possibilità che via 25 aprile venga interdetta la circolazione stradale. Ed i cittadini sono pronti a manifestare. È stata proposta una fiaccolata silenziosa per venerdì 3 novembre. Sarà una marcia per manifestare indignazione e per cercare di sensibilizzare chi ha compiti di responsabilità affinché si avviino azioni risolutive per la pubblica incolumità e la salvaguardia del centro storico e di un bene, la cattedrale di Agrigento, di significativa rilevanza ecclesiale, storica e architettonica. La marcia inizierà alle 18 da Via Mera davanti alla caffetteria omonima, poi proseguirà per Via 25 Aprile, Via Geni, Via Plebiscrea, Piazza Bibirria, Via Duomo, per concludersi in Piazza Don Minzoni davanti alla cattedrale di Agrigento, dove non è escluso che venga proiettato un provocatorio video contro l'immobilismo di politici e funzionari della regione, che ripercorre le tappe della chiusura del Duomo di Agrigento. La Chiesa dunque torna platealmente in piazza e sembra prendere corpo per richiamare l'attenzione dei politici, anche un'altra protesta, la consegna dei certificati elettorali.